La città di Milano si sta pian piano risvegliando ed è pronta per vivere un evento speciale. Viva sì, siamo qua per questo, siamo qua a celebrare 100 anni di coraggioso impegno, questo è il nostro motto per la donata del centenario qui a Milano, dove proprio l'8 luglio 1919 è nata la nostra associazione. È veramente un autentico piacere stare con loro, vivere con loro, respirare cosa significa penna nera in senso di solidarietà, in senso di gioco di squadra, in senso di solidarietà sempre e comunque. Quindi viva gli alpini, adesso, sempre e in qualsiasi tempo. Memori della grandissima adunata del Triveneto che Vittorio Veneto ha avuto l'onore di ospitare nel 2018, la nostra amministrazione assieme a tutti gli alpini di Vittorio Veneto ovviamente è presente anche quest'anno per rendere onore a Vittorio Veneto e agli alpini. Sì, siamo qui in tanti per questa festa di popolo che è la donata degli alpini a Milano. L'unica cosa che dispiace è vedere un po' poche bandiere appese sui palazzi, ma insomma la bandiera ce l'abbiamo nel cuore, ce li hanno gli alpini, qua c'è una bandiera enorme, ci sono la parte migliore della nostra società. Siamo qui, più di 600 alpini, siamo onorati di venire a festeggiare il centenario della nostra associazione. Ha anche un sapore, una sensazione sicuramente unica. La prima nel 2010 con Bergamo, poi tutte le altre, tutte momenti particolari e questa sicuramente la porterò nel cuore. Belle forze perché abbiamo i sindaci sempre a nostra disposizione, non mancano mai e questo è un orgoglio per la sezione di Valdobbiadene che partecipa alla donata di Milano. È un grande onore, una grandissima emozione che ho provato per la prima volta l'anno scorso e che davvero non credevo così emozionante di ricevere così affetto da tutta la comunità e da tutti i presenti. Bellissimo essere qua come alpino soprattutto e quindi onore agli alpini per quello che fanno per le nostre comunità. Ecco. È il nostro simbolo, il nostro territorio dell'Italia, è il nostro corpo che dà segnale di solidarietà, di lavoro e di serietà. È orgoglioso di essere qui con gli alpini della sezione di Valdobbiadene, simbolo di onestà, di volontariato, di tante belle cose che gli alpini ci regalano. Oggi siamo qui a Milano e fa piacere sentire gli alpini che ancora si ricordano della donata del Piave a Treviso, dove le nostre sezioni hanno ben lavorato nell'organizzazione di una grande manifestazione unica e noi portiamo anche qui a Milano l'entusiasmo di 2 anni fa di Treviso. Effettivamente ormai la sezione ha 100 anni, compie 98 anni quest'anno, è giovane abbastanza. Abbiamo Milano che per la prima volta per me come sfilata, come adunata, perché l'ultima volta nel 92 ancora non ero un militare. È grande città sicuramente, è abbastanza calorosa devo dire. Ho visto la sfilata e abbiamo gente, quindi positiva. Oh,